Ragazzi, dimenticate i soliti musei. Qui a Soave l'arte si vive, si respira, si tocca. E il merito è tutto suo. Graziano Pasini, un artista nato proprio qui a Soave nel 1962, che ha un talento pazzesco nel trasformare materiali di recupero in vere opere d'arte. Pasini prende oggetti dimenticati, scarti di ferro, materiali che nessuno vuole e li trasforma in sculture incredibili, piene di significato. Il suo nuovo progetto si chiama Confine da Inerzia a opera d'arte e ha trasformato Soave in un museo a cielo aperto. Le opere di Pasini sono ovunque, ogni angolo del borgo diventa una sorpresa artistica. E qui viene il bello, questo mix tra arte contemporanea e atmosfera medievale è pura magia. Soave è già un gioiello con i suoi monumenti e la sua storia. Aggiungerci queste sculture moderne crea un contrasto pazzesco che dà un valore aggiunto incredibile. E non è solo Soave, l'area è piena di città storiche che ospitano arte contemporanea, creando percorsi unici per chi ama l'arte e la cultura. E il bello, questa iniziativa sta facendo impazzire gli appassionati d'arte e i turisti. Soave non è mai stata così viva. Quindi la domanda è: tu l'hai già vista? Scrivilo nei commenti e tagga chi deve venirci con te. E se ami l'arte nei borghi storici, seguimi. Ho un sacco di chicche da mostrarti in giro per l'Italia.